una giornata direi importantissima per Pieve di Soligo, una giornata di sole, una giornata che in qualche maniera dà un segno aggiuntivo nel 50° della morte di Toti Del Monte, perché questo stabile che abbiamo atteso per diversi anni attraverso una procedura molto complessa finalmente viene consegnato con questo atto alla comunità di Pieve di Soligo. L'impegno dell'amministrazione è quello di riattivarlo in tempi brevissimi, di riuscire a realizzarvi all'interno l'atteso Museo della Toti del Monte come elemento di promozione territoriale e di valorizzazione di questo angolo della nostra città. Ringrazio sentitamente tutti i protagonisti che hanno veramente in questi anni lavorato tantissimo per allineare tutti gli atti, sembra una cosa scontata ma così non lo è stato, quindi ringrazio l'Agenzia del Demanio con tutti i vari protagonisti, il direttore Gambarella che oggi si gode la sua meritata pensione, ma l'architetto Faelli che comunque ha sempre coordinato tutta l'iniziativa, la prefettura di Treviso con il prefetto, con i viceprefetti che hanno fatto da tramite anche con l'Arma dei Carabinieri, perché questo accordo di concessione prevede comunque l'impegno da parte dell'amministrazione nel ristrutturare dal punto di vista sismico anche la nostra caserma dei Carabinieri per garantire appunto la presenza dell'Arma nel territorio e a servizio del territorio. Quindi una sinergia che ha visto istituzioni e enti che collaborano normalmente insieme per fare uno sforzo straordinario appunto per arrivare a questa consegna di un bene che tra l'altro, lo ha ricordato giustamente l'architetto Faelli, è stato incamerato dallo Stato dopo una verifica fiscale, quindi comunque una storia di confisca da parte dello Stato nei confronti di chi non ha rispettato le regole. Quindi il fatto che anche se è passato diverso tempo comunque si restituisca alla cittadinanza e allo Stato questi beni credo sia un fatto più unico che raro e è andato tutto bene.